Buongiorno Italia, è giunta l'ora. È giunta l'ora che tu scopra il vero street food. Tac, street food. Vedi, con questo semplice stratagemma sono riuscito a farle durare il pranzo, o comunque il pasto, da 2 millisecondi a 3-4 minuti, semplicemente mettendogli la ciotolina piccola. In questo modo lei non può fare un solo boccone o due, ma deve star lì a leccare, a scavare e quindi insomma, hai capito? Beh, non solo per il gusto di capire che stai mangiando, ma credo insomma anche per la digestione, insomma, mangiare tutta la roba in un colpo solo. Guarda che forte sta ragnatela Italia, guarda, osserva, ragnatela normalissima con un po' di brina. Guarda, non so se vedi, poi qua, guarda, gli ha fatto l'accesso, vedi, il filino, quindi il ragno va a sua casetta lì e dopo tramite il filino e va al lavoro, diciamo, quindi alla ragnatela principale. Ah, il clima veneto, un po' umido, però insomma tutto sommato per me che odio l'estate o che comunque fisicamente non posso tollerarla, per assurdo direi che è piacevole. Vedi, anche qui ce li abbiamo gli alberghi abbandonati, solo che al contrario di quelli dell'Ungheria qua gli mettono 50.000 protezioni, quindi insomma per entrare sì ce la puoi fare, ma rischi anche che ti mandino i carabinieri. Sì, è tutto strano, tutti questi modi di vedere, interpretare la gravità delle situazioni, estremamente diversi proprio. Porca miseria, qua un altro po' Italia andiamo sul penale. Pensa che in giro per l'Italia ci sono le gelaterie, c'è la gelateria, la yogurteria, eccetera, no? E noi in Veneto abbiamo la moiteria. Piena di droga. Vai, cosa fai là? E chi ti ha detto che io andavo su là? Che lavori? Tu. Cosa hai trovato, CP? Hai trovato la droga? Ah no, non è un cane da droga, è un cane da gatti. Hai trovato il gatto? Che bravo il CP, fa sempre la cacca davanti ai bidoni e le immondizie, cioè proprio una roba spettacolare, cioè tu raccogli e butti su, cioè proprio, non lo so, ho studiato. Tazzi, qua ci sono già le impronte. Ah, cazzo, c'è un cane libero, va bene, andiamo dall'altra parte, ma che bello Italia, wow! Che bello il suo fascino anche così. Remy, io vado, e neanche tu? Cos'è passato CP? Un antipasto che ha le mini impronte. Scava per annusare meglio. Ah, attenzione, mi raccomando, adesso qui in Veneto o è iniziato o sta iniziando il nuovo lockdown, diciamo, no? Quindi se mi vedi in giro senza mascherina, osserva anche l'ambiente circostante, cioè sono chilometri distante dalle altre forme di vita, quindi insomma dov'è che potrei contrarre o infettare, hai capito? Quindi come giustamente avevano scritto sulla pagina Facebook di un comune veneto, ragazzi, cioè non serve a nulla portare la mascherina, avevano scritto anche abbastanza goliardicamente in dialetto, però se qualcuno proprio ha sta fissazione che vuole inutilmente mettersela in ambienti deserti, può mettersela al cormorano con la nebbia, bello, guarda, i cormorani, li vedi? Cacchio, non so, li vedi? Vedi il nebbiume. Quel puntino di sporco al centro purtroppo è l'obiettivo e ho paura che è proprio dentro l'obiettivo, non so come fare. No, ma che figata. Gli acqua scooter, guarda, d'inverno con la nebbia, li vedi? Io no, eccoli là. Che forte. Boom, addosso. È forte perché questa nebbia ti crea questa atmosfera un po' surreale, no? È bellissimo, non dico da film dell'orrore, assolutamente no, anche perché prima mattina i film dell'orrore no, a ste robe, però porta sempre dietro con sé quel filo di misterioso, quel fascino dell'ignoto, ossia chissà cosa cazzo c'è a 10 metri dal mio naso. Un altro motivo per il quale adoro la spiaggia d'inverno è che vedi il CP può andare libero dove vuole e tu vedi, a parte magari oggi che c'è un nebbione della Madonna, però vedi comunque a distanza se arrivano altri cani o pericoli, insomma, e lei si sente libera, guarda, felice di andare a farsi i suoi giri in tutta tranquillità e libertà, no? Amore, sei andata nel pontile? Sei andata nel pontile? Gioia mia bella. Anche se però CP qua c'è scritto Betrete in verbo ten.
E dopo l'adesivo di sta specie di medusa, ma non credo che c'entra, è un altro discorso. Mi hanno sempre affascinato alcune grandi differenze tra il Veneto e il sud Italia, con dei punti a favore al sud Italia ovviamente. Cioè, quali ad esempio, in sud Italia vedevo i ragazzini, i bambini tuffarsi da queste scogliere, da queste rocce nel mare, cioè porca puttana, ci vuole anche coraggio, cioè anche i genitori insomma, per carità, magari li stavano anche guardando, però accidenti insomma non è cosa da poco, è abbastanza rischioso, però vabbè insomma non è morto nessuno e tutti si divertivano. Contemporaneamente magari uno del sud viene qua a Jesolo e porca miseria, un altro che si svuota col mitra attaccato e non ti fanno salire nel pontile, è una cosa assurda, porca, il pontile è inagibile, è agibilissimo. Per cosa l'hanno chiuso? Per evitare ammassamenti. Perché? Perché la gente è talmente scema che non ci arriva, che non deve ammassarsi, ma non credo. Oppure, anche se fosse che la gente è talmente scema, sarà scema d'estate, quando appunto la gente è presente, ma d'inverno che non c'è più nessuno, togliamole ste robe. Sì, ci sono tantissime meduse, no Emi, non ti conviene. Meduse spiaggiate, ma quante? Questa è anche bella bombolona, ma tante veramente. Amore, le meduse non sono da mangiare, non sono pape, ma no, dai. Questa pallina cos'è? È un frutto? No. Sì, cos'è? Sembra un frutto? Era un frutto, esatto. Meduse morte, granchietti morti, pennuti probabilmente morti, o comunque la penna del pennuto è morta. Praticamente con la nebbia che fa da sfondo è il nostro Halloween. Ah, per chi non lo sapesse, il CP è nato il giorno di Halloween, cioè neanche farlo apposta, il cane pericoloso è nato il giorno di Halloween. Cane malvagio! E come disse il saggio, meglio cozze che cazzo. Hai trovato una boa? Oh, guarda i granchetti, guarda al centro, è piccolino quello. Che forte, mimetico. Guarda che il cuore, guarda, tu. Guarda, tu. Piano, con calma. La natura pertanto ci insegna che i granchietti sono zen mentre le anatre sono esaurite. Vedi le puntate precedenti dove c'erano le anatre che... No, ti rifaccio l'ennesimo bagno, sta attenta, sta ziolta. Sti cani, sei venuta a controllare il pontile anche te? È tutto, guarda come controlla, guarda che lavori. È tutto a posto? Amy, tutto a posto? Tu. Aspetta perché c'è uno sciatore che ha perso gli sci, ci sono rimaste solo le bacchette, poretto. Però, sempre a parlare male del Veneto, guarda l'acqua. Non ce l'avremo blu cristallina, però è sempre trasparente, verde ma trasparente. Questo ovviamente, come tu mi insegni, solo d'inverno. Perché poi d'estate probabilmente tutta la gente che ci cammina e quindi smuove il fondo sabbioso rende assolutamente torbida l'acqua, ossia non vedi a 1 metro di distanza. Almeno credo che sia quello il motivo. CP, cosa dici? Un aiuto dal pubblico? Amore! Buono cane! Buono! Aiuto! No, è un paradiso per lei venire in spiaggia. Anche perché in ogni caso sai che noi esseri umani abbiamo la nostra camminata tranquilla, i cani o trottano o corrono, ma farebbero molti, esatto, dimostragli CP, dimostragli, farebbero molti più chilometri di noi, no? E quindi venire a... che elemento venire a passeggio con noi, sì vabbè, no che non è una tortura, però insomma poretti è molto limitante per loro. Cavalli i gabbiani che volano nella nebbia, ma sbatteranno? Sì, perché non si vedono, guarda. Sentili. C'è anche un uccellino là, cosa, un passero lì a sinistra, che bello. Mentre queste moto d'acqua mi ricordano quelle missioni magari di Call of Duty, hai presente? Oh Italia, guardami un attimo. Signor. Allora, qua c'è il melograno, ma qua hanno piantato i cacchio figata, anzi cacco figata. Però un appunto Italia devo farlo. Allora, capisco l'incentivare l'acquisto di nuove auto che consumano meno, cioè Euro 6, 7, 19, 24, però se poi queste auto, nuove o vecchie che siano, non cambia assolutamente nulla, non ci facciamo un cacchio di tagliando? Espulsa come un trattore! Boh, sai che Singano è strano, io praticamente una volta avevo sognato, prima di andare a prendere il camper, che col camper sarei andato a fare la spesa in bicicletta con lo zaino, quello grande da campeggio. Quindi niente, devo fare sta roba. Chi è qua? Ah, buongiorno! Ciao bellezza!
hai cambiato macchina? Ho cambiato macchina. No, l'ho lavata con lei via lo... Cala anticalcare. Che bello via Cala Così scivola via anticalcare. calcare, corriamo come sittoni. Oh. Buongiorno, ciao. Non passa neanche un gatto. Niente, Emmy. Pedalando in bicicletta, ta-na-na. Poi a quanto l'ho usato sto zaino? Sto zaino lo usavo spessissimo quando andavo nelle foreste in Slovenia in tenda o andavo in bicicletta, cioè che andavo con la Smart, caricavo la bici e poi partivo con la bici e andavo con la tenda e la macca, oppure in moto, anche lì bellissimo, in moto col zainone qua dietro che poi lo appoggiavo nel sedilino del passeggero, quindi non pesava neanche particolarmente, bastava stare un po' dritti con la schiena e via. Allora mio amico Ale Pavan, ciao bello! Ale è un tu delle puntine, ci siamo fatti l'infanzia qui a Jesolo. Ma sì dai, andiamoci per la spiaggia. Passeggiando in bicicletta, pedalare senza fretta. Guarda perché ho capito pedalare senza fretta, ma almeno sapere dove andare. Che bello, questo è il lungomare Umberto Veronesi, no? Quindi dedicano un lungomare a Veronesi e dopo fanno il festival della carne, grigliata. Cioè, è un po' come fare il lungomare del Padre Pio e organizzare messe sataniche. Dai va che ti porto a vedere un po' di centro. Che bello, le sale giochi anni 80, che figata. Bellissimo. Cioè è distantino il supermercato, è a qualche chilometro. È comunque una scusa per far moto, quindi ci vado molto più che volentieri. Ma spero anche di dare il buon esempio, o meglio l'input, no? A girare sempre in bicicletta. Questo non solo per tutti i miei amici che fa finta di lavorare, comunque questo non solo per un discorso di benessere salutare, no? Per mantenerci in forma, ma per tanti altri aspetti, a parte anche l'inquinamento, no? Che andiamo drasticamente a ridurre. Basta vedere, no? In quei giorni di lockdown come si sono ripulite le città, i canali di Venezia, eccetera, no? Questo per farti un esempio. Poi, non meno importante, c'è anche il discorso della, tra virgolette, camminata lenta, no? Perché bene o male sei 5 all'ora, 6 all'ora, no? Quando pedali tranquillamente. E ti guardi tutti i dettagli, le piante, i negozietti, gli alberi da frutto. Il mondo cambia. Ma che figo quell'hotel là sopra, no? Vedi, cioè a te sembra dei pannelli tipo ringhiere, quelli in alto, in realtà è una piscina e se tu vai sott'acqua vedi il mare, perché siamo praticamente a fronte mare, no? Guarda qua, un cuore. Speriamo si senta bene, non ho la minima idea. Devo ancora scaricare i video registrati con i nuovi sistemi di microfono. Praticamente questo è il nuovo setup. Questo setup invece è stato provato per la prima volta, ossia abbiamo il microfono lavalier della Rode collegato al Rode Wireless Go, che è il ripetitore quello senza fili, collegato al GoPro Media Mode, che è collegato alla GoPro, che è collegata al braccio di Singano. La ruota panoramica più grande del mondo. No, non è vero niente, però è grande. Pedalando in bicicletta, tralala. Pedalare senza fretta, tralala. Ma chi è che la cantava? Baglioni, no? Vuoi vedere che la cantava Cocciante? Secondo me la cantava Cocciante. Yahoo! Se vuoi vedere qualche camper nel periodo estivo devi venire al Lidl di Jesolo. Qua vengono praticamente tutti i tedeschi e gli stranieri perché probabilmente non si fidano dei supermercati tipici italiani. Lidl conviene! No, non è vero niente, però su certe robe sì. La vedo tragica, pesa un casino la borsa, vabbè, mi spezzerò la schiena. E niente, si è sopravvalutato lo zaino. Cazzo che ho anche la borsa, anzi, una merda. Eccola. 20 kg di banane, forse in previsione di diventare una scimmia. Ho inaugurato i borsoni. Certo, c'era da capire come mettere lo zaino qua sopra, in modo da scaricare qua e non nella schiena. Che è rincoglionita, Dio caro, anche ti guarda. Cioè, entra in contromano e anche ti guarda. Per dire cosa ci fai in mezzo alle palle. Italia, facciamo una colletta, compriamo un Hammer rinforzato a Singano e che la prende tutti in pieno. Ma che bello il deadlift. Bello, tanto bello, rialzato anche, hai visto? Che strano, tanto strano, le ruote molto grandi, strano. Ho visto bene o male, quello è lo standard dei tedeschi, cioè al contrario dello standard del terzo mondo degli italiani. Sì, con tutto rispetto, voglio dire, non è colpa nostra. In ogni caso mi sembra quelli tipo che devono fare Bari Capo Nord.
Invece no, sono solo andato a fare la spesa. Supera signora, supera, attacca il turbo, turbo. Dai. Però va detto, tiene veramente bene il peso questo zaino, forse perché all'interno c'è una sorta di scheletro di metallo, comunque di alluminio fino, che lo mantiene in qualche modo dritto, quindi scarica bene il peso correttamente in tutta la schiena. Ciò non cambia che la sconsiglio vivamente come soluzione per fare i lunghi viaggi, assolutamente no, ti distruggi la schiena, cioè che bel ricordo resta di quel viaggio. La schiena distrutta, no? Quindi sì, portapacchi e borsoni come fanno gli stranieri. Ma che bello, incredibile, mi sono perso a Jesolo. Ah no, ok, cioè scusa, non l'ho capito, è tipo mezzogiorno e c'è la luna, così in alto. Uff. Ciao Chai Pai. Aia. Ai. Ok, e anche questo inspiegabile sogno è stato realizzato. Eccolo! Vai Sigari!